Buongiorno, buongiorno a tutti, mezzogiorno in punto. Del resto siamo sempre puntuali, dal lunedì al venerdì c'è Io Compro Siciliano live. Salve da Cristina Ruffino, eccomi qua anche oggi pronta per vivere con voi uno strepitoso weekend. Saluto Nicolo in regia, Marzia e Sonia che anche oggi sono occupate della redazione, e come non salutare subito il mio compagno d'avventura del venerdì, la nostra rubrica Letto e sottoscritto, curata dal nostro bravissimo Giorgio Lupo. Buongiorno Ciao Cristina, Giorgio. ciao a tutti. Vedi, Oggi questo è non sei l'effetto, illuminato. brava, io me l'aspettavo, questo è l'effetto dell'altra volta, l'invidia poi, prima o poi arriva con i suoi effetti nefasti e il sole oggi, niente, si è oscurato. È Accidenti. vero, venerdì scorso eri tutto Però illuminato dal ricordati sole. sempre che il mare è lì e anche con questo cielo plumbeo non è male, non è male. Assolutamente no, sicuramente sei in una bellissima location e quindi va benissimo così. Dai, oggi Eh, due ospiti all'interno di Letto sì, e Sottoscritto, sono oggi molto due curiosa ospiti. di Sì, sì, sapere. tra l'altro Luana Troncanetti con cui cominceremo e poi Gino Pantaleone nella seconda parte della puntata. Due amici e due grandi ospiti. Perfetto. Giorgio, intanto come stai? Tutto bene? Sì, 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 stranamente non ho effetti negativi del vaccino, tutto a posto, devo dire, l'inizio del weekend si prospetta molto positivo, molto positivo. Pure io, Bene, va bene bene, così. bene. Allora, facciamo entrare subito la nostra prima ospite di oggi. Ok, Giorgio, eccola qua, Luana Certo. Ciao Troncanetti, Luana, buongiorno Luana. Ciao, buongiorno a tutti. come Ciao. stai? Bene, grazie, un po' accaldata. Eh sì, a quanto pare a Roma, Luana è di Roma, romana, Sì. romanissima. A quanto pare a Roma c'è più caldo che in Sicilia, almeno rispetto a dove sto io in questo istante, perlomeno. Anche Allora, dove sto io. allora Luana, Luana diciamo è un altro bell'acquisto di questa rubrica che ha visto tutto l'anno scrittori molto molto bravi. E devo dire, Luana non la conoscevo come scrittrice, questa è stata, avevo letto qualcosa per farmi un'idea, l'incontro con il suo romanzo d'esordio, non so se si vede, I Sì? Silenzi di Roma, mi ha colpito mio malgrado. Dico due parole e poi ovviamente ti lascerò la parola a Luana. In che senso mio malgrado? Nel senso che ho cominciato a leggere per dovere, che è una cosa orribile, dover rincorrere le letture perché hai gli ospiti a cui fare le domande, e dopo un po' invece è stata la storia ad attrarmi totalmente. Ci sono delle figure di personaggi molto belle, veramente un bel libro, scritto bene fin dalle prime righe, per cui complimenti. Allora, Luana, ti chiedo proprio questo. I tuoi due personaggi, quelli che sicuramente spiccano immediatamente, sono Proietti ed Ernesto, il suo caro amico, i due giganti amici d'infanzia, di scuola. Ti chiedo, parlaci, se ci dovessi presentare i tuoi due personaggi, cosa diresti di loro? Come se fossero due amici, no? Allora, come se fossero due amici, posso dire che io sono segretamente innamorata di Ernesto, mentre le lettrici si innamorano dell'altro sellerone, si dice a Roma. Il sellerone è l'uomo molto alto e deriva dal sedano. Sono innamorata di Ah, Ernesto perché il tassista è un uomo molto problematico e ha una situazione familiare davvero dura. E a me dispiace molto anche dipingerlo come un vigliaccone, nel senso che si nasconde un po', cerca di sviare quelli che sarebbero i suoi doveri e quindi è un po' vigliacco, lo dico spesso anche durante le presentazioni, però io gli voglio un gran bene. Ernesto che ha anche un irrisolto nel suo passato, lui avrebbe voluto dipingere e non c'è riuscito. E quindi questa cosa lo fa soffrire molto. Poi passiamo all'altro Paolo Proietti, e il cognome è un omaggio naturalmente a Gigi Proietti, io l'ho scritto 6 anni fa e pubblicato nel 2019 con la Fratelli Figli Editori. Volevo semplicemente fare un omaggio a quello che è l'8º re di Roma e quindi quando ho dovuto attribuire un cognome al mio poliziotto, Proietti è stato immediatamente il primo papabile. Allora, Paolo Proietti cos'ha? Qualcosa di molto semplice, umano, non è un supereroe, non è uno di quei poliziotti con i superpoteri, e anche lui ha un segreto.
un segreto che non può raccontare a nessuno, neppure al suo amico fraterno. Loro sono come fratelli. Perché Paolo Proietti non può raccontare del dolore che vive ormai da 14 anni? Perché rischierebbe il distintivo, quantomeno potrebbero sollevarlo dalle indagini attive, quindi non indagare più, magari mettersi a fare scartoffi. E allora lui cosa fa? Tiene per sé questo dolore, fatica moltissimo, è testardo, cerca di superare questo impasse. Io lo definisco come un uomo con un equilibrio in putrefazione, che è una cosa molto nera. Insomma, hanno dei problemini e si mentono fra di loro, purtroppo. Quindi c'è questo conflitto che io poi andrò a riprendere nel sequel che sta per uscire, sempre con Frilli, se posso dirlo. Sì, e di cui, no, poi di cui parleremo, ti farò una domanda Sì. poi in seguito. Rispetto al titolo, no? I Silenzi di Roma, quanto l'ambientazione romana è importante per lo sviluppo della storia? Ma considera che la cifra distintiva della Frilli Editori è proprio quella di andare a creare una mappatura delle varie città. La mia è abbastanza ingombrante. Adesso ci sono altri colleghi che raccontano Roma. Prima eravamo soltanto io e Alessandro Maurizi, che è anche un ispettore della Digos, un poliziotto. Ora si sono Anche aggiunti... Marzia Musneci, che tra l'altro è amica tua, che conosci benissimo. Sì, Marzia però pubblica con Todaro e... tu dici all'interno della Frilli, no, non avevo capito. No, parlavo all'interno della Frilli. No, non avevo capito, sì, no, sì. Marzia la conosco, la ammiro tantissimo, ho anche fatto una sì. video recensione per lei. Brevissima, però non è nella Sì, non avevo capito, ok. Sì. No, perdonami, forse mi ero spiegata male. Si sono aggiunti Nicola Verde, scusa Nicola, e ultimamente Enrico Luceri, che è uno scrittore di giallo neoacquisto straordinario, certo. Non te lo devo dire, però nel 2019, quantomeno fra le donne, ero l'unica a raccontare Roma. Allora cosa ho fatto? Una furbata, tutto sommato una furbata, nel senso che non mi sono messa lì a descriverla troppo, anche perché non appartiene proprio al mio modo di scrivere. Io parlo tanto, sembro logorroica, però tu potrai confermare, tranne i tratti in cui sono un pochino più lirica, che scrivo a morsi, scrivo in maniera piuttosto asciutta, sì. asciutta. Quindi cosa ho fatto? Roma io l'ho messa un po' dietro le quinte, 2 o 3 pennellate, e poi Roma parla nei personaggi, ma non tanto nei brevi tratti in cui per forza di cose devo farli parlare in dialetto, ma anche nel modo di agire, di pensare dei protagonisti. E quindi in questo modo io faccio apparire Roma, ma non è, voglio dire, poi così presente, credo. Poi dimmi tu, insomma. Sì, la storia è intrisa di romanità. Sì. E Roma è presente come l'hai tratteggiata benissimo tu, ovviamente, avendola scritta. sai quello di cui stai parlando. Si sente assolutamente, non può che essere a Roma ciò che accade, però non ti sei attardata in descrizioni che sarebbero state anche facili, no? E anche scontate. Invece, secondo me ha aiutato l'intreccio noir, questo rimanere asciutto sulla storia, sui personaggi, è una cosa molto, molto forte. Abbiamo parlato poco fa, hai accennato del personaggio Proietti. Intanto diciamo che il libro ha avuto finora un successo importante. Silenzi di Roma è stato tra i primi 5 più volte negli ebook di Amazon. A distanza di 2 anni dall'uscita è tutt'altro che scontato. Esatto, tutt'altro che scontato. Bello. Proprio perché c'è questa attenzione alla storia, la Frilli ovviamente non ha potuto che dirti di sì sul sequel che uscirà a brevissimo. Ce ne vuoi parlare? Vuoi anticiparci qualcosa? Spoiler, dai. Certo. Dai. Rovina l'uscita, dici il finale, così vai. Allora, la data presunta d'uscita è il 15 di giugno, poi ci sono sempre minuscole variabili, però diciamo che massimo entro il 20 giugno dovrei infestare tutte le librerie italiane, perché la Frilli ha un'ottima
distribuzione, anzi ai romani che dovessero ascoltarmi, Stazione Termini, Bari Books, c'è questa libreria enorme a 3 piani e c'è l'intero catalogo Frilli. Oh, Quindi, e non solo lì. Tra l'altro sono libri molto belli, con copertine bellissime, a me piacciono molto, proprio anche materialmente, non solo i contenuti ovviamente. Allora, io cosa faccio in questo sequel? Vado un po' a proseguire la storia dei 2 protagonisti, il tassista e il poliziotto. Innanzitutto il titolo è Omicidio alla Garbatella e qui ti va subito a dire che qualcuno muore in un quartiere meraviglioso di Roma. Bellissimo, sì. Non abbastanza conosciuto. È quello dei Cesaroni, giusto? Quello che è stato... dove è stato... Bravo. Allora, perché ho scelto la Garbatella? Perché nei Silenzi di Roma io vado a raccontare la Roma conosciuta da tutti. Qui invece mi vado a infilare in un triangolo che è quello della zona industriale e quindi via del Porto Fluviale, il Ponte di Ferro dove abita Proietti, dove c'è il gazzometro, la Magliana, è quella tristemente famosa, certo, dove c'è un centro sociale, e la Garbatella, perché la Garbatella è un luogo che bisogna visitare. Io l'ho riscoperto da pochi mesi, ho fatto un tour e ho deciso che la mia Prudence, questo è il nome della vittima, dovesse purtroppo morire lì. E succede questo, il fil rouge di Omicidio alla Garbatella è la fiducia. Quindi il poliziotto che ha litigato ferocemente con il tassista nei Silenzi di Roma si trova, questo lo posso dire perché è scritto nella quarta, praticamente gli telefonano di notte alla Garbatella, ritrovano questa ragazza a 21 anni stesa per terra accanto a un cassonetto piena di sangue, un uomo sopra di lui che grida è tutta colpa mia e quest'uomo che grida è il tassista. Quindi tu mettiti nei panni del poliziotto e devi tirare fuori dal carcere il suo migliore amico pensando che sia colpevole perché non ne ha la certezza. Bellissimo, questo è interessante per chi ha letto il primo soprattutto. Brava, devo dire che hai suscitato un bell'interesse in tutti, Luana, con questa, è vero. Quindi ricordiamo la data di uscita perché siamo praticamente sul finale proprio. Metà giugno, okay. Omicidio alla Garbatella, Fratelli Frigli Editori. Perfetto, grazie Luana, grazie mille. A voi di cuore. Grazie Lucanetti, ciao. Ciao a voi. Ciao, il prossimo ospite proprio tra 15 secondi, spot. Ovviamente per ricordarvi di visitare il più grande marketplace made in Sicily, collegatevi su www.iocomprosiciliano.com. Giorgio, è arrivato il momento quindi di ospitare il nostro secondo ospite di questo venerdì. Dentro letto e sottoscritto chi abbiamo? Gino Pantaleone. Gino Pantaleone. Benvenuto. Buongiorno. Ciao Cristina. Benvenuto ciao, Gino. Giorgio. Vedi, fascinoso scrittore dai capelli brizzolati. Io li vorrei, prima o poi te li ruberò, te li taglio, non so. Io sono contro il dipingere capelli. Ma ci mancherebbe, una cosa orribile. Quindi, per un uomo. Una cosa come orribile. Si dice qua a Palermo, non so come vanno fare, fanno. Esatto. E da dove vogliono andare vanno. Devo dire che per l'uomo ci sta, per le donne no, per l'uomo per le donne mi piace molto meno, esatto, hai ragione. Però gli uomini hanno il loro fascino, questo detto da una donna, credeteci. Va bene, allora andiamo. Allora, Gino è un carissimo amico, innanzitutto, ma questo può essere anche di interesse relativo per chi ascolta. Sicuramente Gino ha una capacità straordinaria fuori dal comune, è il motivo per cui anche l'ho invitato alla prima edizione del Termini Book Festival e sarà presente come moderatore alla seconda, quindi non lo lascio scappare in ogni caso. Ha una capacità veramente fuori dal comune di trasferire, di divulgare concetti complessi, storie complesse, quindi attraverso una scrittura che è la saggistica, che è quella che lo caratterizza, che riesce a essere però assolutamente fruibile, assolutamente godibile fino in fondo. Ultimo nato della sua straordinaria produzione, ricordiamo che Gino è, oltre che scrittore, anche poeta. L'ultima produzione è Liber, edito da Ex Libris, uscito a ottobre-novembre del 2020, mi pare. Novembre del 2020. Sì, novembre 2020. E subito entriamo nel merito. Perché Liber e che cosa è Liber? Cosa significa?
Liber è una sottocorteccia, è, la parte, la patina sottostante la corteccia che gli antichi prelevavano scortecciando, diciamo, attraverso delle lamine, che lavoravano ovviamente e che rendevano come una parte dove si poteva scrivere. E quindi diciamo io ho voluto intitolare proprio così questo libro per dire una cosa che non si sapeva, perché io non la sapevo. No, neanche io. Prima di E leggerlo, siccome neanche io. e poi però, per esempio, da Liber è nato il libro. Liber scritto in quella maniera, con quegli accenti particolari. Sì, È nato il libro che, come vedi da sotto quella scritta rossa, ha anche altre accezioni, come per esempio libero. Quindi il libro, la sottocorteccia, il libro rende libero. Ecco, da qui in poi cominciamo tutto uno studio, una ricerca sulla scrittura, sui roghi dei libri e sulle letture resistenti, come sottotitolo che c'è scritto lì. Una cosa infatti secondo me straordinaria è l'idea, proprio l'origine del libro. Dedicare un libro al libro è tutt'altro che scontato, e per chi adora i libri come me, ce ne sono tanti, è stata un'idea fantastica. Io, a prescindere che ti conosco, quando ho sentito di che trattavo, ho detto io non posso non comprarlo, cioè era obbligatorio, perché è una storia d'amore tra chi scrive e la parola scritta, e si vede che la ami, si vede che gli dai il giusto significato, è evidente. Quando l'uomo ha sempre avuto, Gino, ancestralmente questa necessità di esprimersi a segni, o è nato con l'evoluzione e lentamente? Quando nasce la parola scritta? La parola nasce con la scrittura cuneiforme, anche se ancora non è una scrittura evoluta, perché poi il vero alfabeto ce lo hanno regalato i Fenici. Però, diciamo, sin dal Paleolitico l'uomo ha cercato di trasmetterci, comunicarci qualcosa che lui ha dentro. Io sono andato alle grotte dell'Addaura e proprio inizio con le grotte dell'Addaura e con quel meraviglioso graffito che c'è all'interno. Ho avuto la fortuna di aver aperto il cancello da un sovrintendente della regione siciliana, e io sono rimasto lì a contemplare per un quarto d'ora, 20 minuti, preso dalla malattia di Stendhal. Abbiamo forse qualche problema di collegamento, Gino, vediamo un attimo se riusciamo a ripristinarlo. Eventualmente se Gino ci sente, Gino esci, riclicca sul link e rientra, quindi è un po' frizzato, non lo vediamo, Sì. Lo vediamo così ma non lo sentiamo. Va bene, quindi eco intanto, se vuoi, a quello che ha detto, che comunque è interessantissimo. Sì, ovvio, Giorgio. La percezione di chi vede una cosa scritta è una percezione strana, è come se ci fosse stato un salto temporale, no? Io immagino che coloro che hanno cominciato ad avere la necessità di lasciare i propri segni pensavano a un futuro lettore a cui non davano una identità, ovviamente. La scrittura è prima di tutto comunicare qualcosa ad altri, lo è sia nella scrittura creativa, no? Qualunque cosa tu voglia scrivere all'interno della scrittura creativa passa al vaglio del cosa ne penserà il lettore. Quel passaggio lì, se non si fa, è il discrimine tra lo scrittore dilettante e lo scrittore che vuole ambire a scrivere qualcosa di importante, o perlomeno comprensibile.
Tu l'hai fatto sempre, Giorgio, di metterti nei panni del lettore cercando ora lo faccio sempre, inizialmente no, e si vedevano le differenze proprio. Vi rivedo. Allora, Giorgio, esatto. Allora, Gino, dicevi l'eco, ecco, volevamo capire con abbiamo 2 Cristina minuti, l'eco, ok, l'eco di ciò che ti ha lasciato l'incontro con quei segni in quella grotta, perché poi è quello che hai condensato qua dentro. Ripeto, un quarto d'ora. Niente, è ricaduto purtroppo... Gino, facciamo, dai, Allora io ora mi riesci? devo collegare a un quarto d'ora per continuare il concetto. Io vorrei sapere, mi fai vedere di nuovo la copertina nel frattempo, Sì, Giorgio, sì, perché mi ha certamente. incuriosito molto. Tra l'altro io non leggo Ma benissimo, voi mi credo che... vedete? Adesso ora ti sì, ora rivediamo. ti Perfetto, vediamo e Gino. ti sentiamo. Qua c'è una connessione potentissima, quindi diciamo non so. Non lo che so, A vabbè, volte comunque anche... sei rientrato, dai, sei Sì, rientrato. Allora, portandola, cioè io mi sono chiesto la motivazione per cui quell'uomo primitivo ha deciso di imprimere in quella roccia una scena della realtà. E la risposta che mi sono dato è perché noi tutti abbiamo bisogno di un mondo parallelo e l'arte in genere è un mondo parallelo, sia che sia scrittura, sia che sia pittura, sia che sia scultura, la musica, tutte le arti derivano da questo nostro bisogno interiore di avere il mondo parallelo. Una vita sola non ci basta, dico io. La Una vita scrittura e sola la non ci basta. lettura moltiplica le vite che viviamo, è vero. Il libro praticamente fa un excursus sulla scrittura fino all'invenzione della stampa, ma non parla proprio dell'evoluzione dei simboli, delle cose, perché io ho letto mappazze di 1000, cioè libri di 1000 pagine, libri di 1000 pagine, quindi libri di 1000 pagine, quindi sì. tantissime pagine. E io ho voluto scrivere qualcosa che invece non annoiasse. Per gli amanti, ed è vero, è una lettera. Il libro è pieno di curiosità. Quindi diciamo l'ho voluto riempire di curiosità proprio per Gino, una domanda secca e siamo in chiusura. Perché vengono bruciati i libri? Sono stati bruciati tante volte nella storia. I libri vengono bruciati perché il libro è un oggetto a 360 gradi. E quando il pensiero invece è unico e quindi con una certa, che ha una certa gradazione, non può tollerare il resto dei gradi. Quindi se per esempio i nazisti hanno deciso di bruciare i libri, è perché avevano 30% di visibilità, no? Riuscivano a vedere il 30%, quindi tutto il resto del 330 gradi dovevano bruciarlo. Di conseguenza tutte le dittature, tutti i pensieri unici, tutti i sistemi di questo tipo, tutti, diciamo tutti, stiamo parlando, io nel libro ne parlo, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Hitler, tutti, Khomeini, tutti hanno bruciato libri. Perché il libro è scomodo. Nel momento in cui si divulga all'interno di un paese dove c'è un governo che deve tenere a bada un popolo, il libro scombina i piani. Questo la dice lunga su quanto sia sottovalutato invece dalla gente comune, no? E quanto potente sia e quanto poco la gente ne abbia percezione, e quanti pochi sono elettori, che è una dissetta che poi si vede come la collettività in Italia ragiona nella massa, no? Anche se il libro non è una garanzia di avere idee intelligenti. Il libro l'ho fatto con questa motivazione e soprattutto ho marcato anche i romanzi che nella storia, cioè, nelle loro storie, hanno un libro che ha creato danno. Ad esempio, Madame Bovary
si è suicidata Certo. per aver letto dei libri. Che so, Don Chisciotte è uscito pazzo perché leggeva i libri di cavalleria. Paolo e Francesca perché si sono innamorati in quella maniera? Perché leggevano un libro. Ecco, ci Bello. sono tantissime storie che io riporto nel libro, ripeto, pieno di curiosità. E queste Perfetto. Molto curiosità interessante erano le e mie. imperdibile, imperdibile. Imperdibile, Ok. quindi torniamo a vedere la copertina anche del libro di Gino Pantaleone, Liber, e poi perfetto, no, non leggo sotto che c'è dentro quella clessidra, io la voglio chiamare così, Ma c'è ma tanta lo roba, scopriremo Questa è, perché ci sarà tanta roba, molto, questa molto da è leggere. una Vabbè, lettera mi del ero... Cardinal Bersarione che ha regalato dei libri che erano nella biblioteca di Costantinopoli al Doge di Venezia. Ed è una lettera bellissima che carezza i libri, proprio li accarezza. Bello, Bravo, bello. bravo Gino, bellissimo, grazie Gino, anche a Gino Pantaleone. Gino, t'abbracciarti, Ciao, non lo posso fare, ma così spero che ti arrivi l'affetto digitalmente almeno. mi arriva, sì, mi arriva Perfetto. sempre. Ti Grazie, abbraccio. Ciao grazie Cristina, ciao mille, ciao Giorgio. Gino, Ciao ciao, Gino, ciao, grazie. ciao. Grazie. Allora, Giorgio, siamo arrivati al termine anche oggi. Come ogni venerdì voglio Sì, chiudere con te insieme. ti Ecco. dico, ti dico gli ospiti del prossimo venerdì, che sono gli stessi di quelli che ho annunciato venerdì scorso, perché mi ero saltato quelli di oggi. Vai. Martin Rua e François Morlupi, finalmente sì, saranno il 4 giugno Perfetto. nostri ospiti e farà una bella chiacchierata. Volentieri, grazie, ci vediamo venerdì. Grazie, sempre Cristina, un splendido, bacio. Giorgio. Ciao, noi ci vediamo Splendida tutti quanti tu. insieme Ciao. lunedì a mezzogiorno live. Buon weekend. Ciao, Ciao ciao, ciao ciao. a tutti, ciao.